Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto gentili amici, ben ritrovati a questa edizione Flash Giorno, le ultimissime dal Friuli Venezia Giulia. Apriamo subito con le elezioni perché si chiuderanno alle 15 i seggi nei 38 comuni al voto in Friuli Venezia Giulia. Subito dopo inizierà lo spoglio. Sono 4 comunque i comuni, praticamente Pordenone, Trieste, Cordenons e San Vito al Tagliamento, in cui il candidato sindaco non supererà il 50% più uno dei voti, si ricorrerà al turno di ballottaggio tra 15 giorni. Chiaramente ulteriori aggiornamenti per quanto riguarda l'andamento dei voti sul nostro sito www.friulitv.net con i dati che arriveranno direttamente dalla regione Friuli Venezia Giulia ed eventuali finestre informative nel corso del pomeriggio con vincitori e vinti. Cambiamo argomento, parliamo di incidenti stradali, alcuni incidenti di lieve entità a causa della pioggia che ha reso viscida la sede stradale si sono registrati in mattinata sulle arterie nella zona di Udine, in particolare a Campoformino, dei pressi della costruenda rotatoria lungo la statale 13 per una mancata precedenza che ha bloccato per quasi un'ora la strada e lungo la regionale 353 nei pressi di Pozzuolo del Friuli per una fuoriuscita di strada. Sul posto hanno operato i sanitari del 118, vigili del fuoco e la polizia intercomunale Campoformino Pozzuolo. La polizia postale incontrerà gli alunni delle classi quinte di alcune scuole primarie della regione. A Trieste gli alunni del collegio di Messe, a Udine gli alunni dell'istituto Silvio Pellico, a Gorizia quelli dell'istituto Giuseppe Ungaretti e a Pordenone gli alunni dell'istituto Vendramini. In occasione della giornata mondiale degli insegnanti che si celebra il 5 ottobre e in concomitanza della festa dei nonni ha organizzato un workshop sul tema della sicurezza online nelle scuole elementari su tutto il territorio nazionale. Oltre 8.000 visitatori per i 2 giorni di Castelli Aperti FVG, un evento che ormai è arrivato alla 36esima edizione e che non stanca mai i propri appassionati. Siamo davvero soddisfatti e felici di questi numeri, commenta Alessandra Dattimis Maniago, responsabile della promozione del Consorzio per la salvaguardia dei castelli storici del Friuli Venezia Giulia. È evidente che anno dopo anno questo evento è ormai entrato nel cuore delle persone e anche nel calendario degli appuntamenti da non perdere sul territorio regionale. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione flash del primo pomeriggio. Vi ricordo ancora nel corso del pomeriggio, scusate il gioco di parole, gli aggiornamenti per quanto riguarda i comuni al voto. Ripetiamo ancora, alle 15 si chiuderanno i seggi e subito dopo inizierà lo spoglio delle schede. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere.